L'anziana di Conegliano deve assentarsi da casa per curarsi e 2 ladri occupano la sua abitazione per farne il loro covo, bloccati grazie ai vicini di casa. Nella Marca nuova espulsione di richiedenti asilo che si erano trasformati in spacciatori, effetto del decreto Salvini. In un altro blitz antidroga la polizia blocca un pusher molto attivo in città. Dall'impegno per l'autonomia al braccio di ferro con gli imprenditori alle risorse per la montagna veneta, questa sera a Ring l'intervista esclusiva al vice premier Luigi Di Maio. Intanto i sindacati attaccano una manovra sbagliata. La tragedia dell'assessore di Cordignano morto ieri precipitando in un burrone durante una battuta di caccia, shock in paese, il cordoglio del sindaco, sarà lutto cittadino, dice, ai funerali. Inchiesta ai rifiuti, il caso della cava sequestrata a paese finisce sul tavolo della Commissione Ambiente in Parlamento, oggi è sopralluogo del senatore Ferrazzi. Alla vigilia della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, il bilancio dell'attività svolta quest'anno, 5.852 gli interventi di soccorso, circa 16 al giorno. Torna la rubrica di Antena 3 sui vostri presepi, inviateci le immagini o segnalateci le vostre creazioni, le nostre telecamere verranno nelle vostre abitazioni. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre con la cronaca, un'incredibile vicenda che arriva da Conegliano. Occupano la casa di un'anziana che era assente per motivi di salute e la trasformano nel loro covo. 2 ladri romeni denunciati dagli agenti del commissariato di Conegliano anche grazie alle segnalazioni dei vicini. La proprietaria, un'anziana signora, si trova in casa di riposo e loro, 2 ladri di 34 e 42 anni rumeni, hanno pensato bene di trasformare la sua abitazione nel covo in cui organizzare la loro attività criminale. Ma la presenza dei 2 uomini in un'abitazione a 2 piani in centro a Conegliano non è passata inosservata ai vicini dell'anziana che hanno avvertito la polizia. Quando gli agenti ieri sono arrivati nell'abitazione, i 2 romeni hanno tentato di fuggire. Dopo un breve inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccarli. La coppia aveva occupato abusivamente l'abitazione, al cui interno sono stati trovati oggetti atti allo scasso come giraviti, pinze e piedi di porco, ma anche delle medaglie evocative di tornei di pallavolo svolti nella zona di Prata di Pordenone, Fiume Veneto, risalenti a metà degli anni 70, una collanina in argento con pendolo raffigurate a Sant'Antonio da Padova e un telefono cellulare, tutti oggetti che non appartengono alla proprietaria di casa e che potrebbero quindi essere provento di furti. Il materiale è stato posto sotto sequestro e sono ora in corso accertamenti da parte dell'ufficio investigativo del commissariato per rintracciare i proprietari. I 2 romeni sono ora indagati per violazione di domicilio e ricettazione. Il sindaco di Conegliano, Fabio Chiesa, fa i complimenti alle forze dell'ordine e ringrazia i cittadini per aver prontamente segnalato tutto alla polizia. Hanno prevenuto in questo caso perché era da poco che questi erano entrati in questa abitazione, per cui è proprio la dimostrazione che insomma il territorio è presidiato e qui si è prevenuto l'ipotesi di furti che così non ci sono stati grazie alla tempestiva della Polizia di Stato. Questa è l'ennesima dimostrazione che le azioni che possono essere simili a quelle del controllo di vicinato che stiamo attivando in molti quartieri della città danno il loro risultato. Non è la prima volta, abbiamo raccontato la prima espulsione con dei richiedenti asilo per droga con l'effetto del decreto Salvini, non è la prima della Marca, ma ce ne sono di nuove come era stato peraltro preannunciato. Sentiamo. 2 cittadini stranieri richiedenti asilo sono stati espulsi e accompagnati alla frontiera dagli agenti della questura di Treviso, poiché condannati entrambi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un 41enne marocchino domiciliato a Spresiano e di un 42enne albanese domiciliato a Motta di Livenza. I 2 stranieri sono tra i primi a subire le conseguenze della recente entrata in vigore del decreto Salvini, in base al quale, in presenza di condanne per reati gravi, come appunto la detenzione ai fini di spaccio, il questore possa chiedere la convocazione urgente della Commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d'asilo, commissione che, di fronte alle gravi condanne impartite ai 2 soggetti, rispettivamente 4 e 6 anni di reclusione, ha deciso per il rigetto delle loro domande d'asilo, dando in pratica via libera all'espulsione che, appunto secondo il decreto Salvini, deve essere eseguita senza attendere l'esito del ricorso. Non su un aereo, ma dietro le sbarre, è finito invece un altro spacciatore, arrestato dagli agenti della squadra volanti nel fine settimana in città.
Sabato mattina intorno alle 8:30, vicino allo stadio di Monigo, ad incappare nel controllo dei poliziotti sono stati 2 giovani, un 28enne trevigiano ed un marocchino di 29 anni. Dopo un tentativo di sottrarsi al controllo, i 2 vengono trovati in possesso di un panetto di hashish ed una successiva perquisizione nelle loro abitazioni ne porta alla luce degli altri, per un totale di 250 grammi. E in questura dichiaravano, continuando a sostenere l'assunzione personale della sostanza, di aver comprato i panetti il giorno prima da un soggetto marocchino, altrettanto noto alle forze dell'ordine, indicandoci il nome e cognome. Consumatori pizzicati, spacciatori in manette, il tutto nell'arco di poche ore. I controlli della squadra mobile, infatti, portano gli agenti a risalire al domicilio dello spacciatore, subito perquisito dai poliziotti con l'ausilio di Trixie, il cane antidroga della polizia locale di Treviso. Spuntano 2.000 euro, probabili proventi dello spaccio, ed altra sostanza stupefacente. Nell'armadio, occultato tra l'abbigliamento di quest'ultimo, abbiamo rinvenuto un ulteriore panetto di hashish, quindi per un totale di circa 350 grammi. 3,5 etti in tutto, di fronte ai quali scatta l'arresto dell'uomo, un marocchino trentenne con diversi precedenti per spaccio e già noto alle forze dell'ordine di tutto il Veneto. Apriamo adesso una breve finestra sulla montagna devastata, con le parole anche forti del governatore Luca Zaia in merito alla questione dell'emergenza degli alberi da raccogliere. Io non posso accettare che resti tutta sta roba in giro per le montagne. Non ha usato mezzi termini il governatore del Veneto sulla situazione delle montagne venete colpite dal tornado di un mese fa, perché dopo la devastazione del tempo ora avanza quella della burocrazia. In mezzo ci sono i sindaci che si sentono impotenti quando devono intervenire su terreni impervi o di privati per sgomberare gli alberi caduti. Allora il presidente del Veneto, dal palco della Mostra Internazionale del Gelato, ha tracciato una linea chiara di intervento. Dove le amministrazioni non riescono a farsi la pulizia, dove le regole non riescono a farsi la pulizia, dove i privati non riescono a farsi la pulizia. Il 30% di questi 28.000 ettari sono privati, quindi io posso andare in casa ad altri, però prima devo fare delle diffide, quindi evitate di scrivere, di dirmi mai sono stato diffidato, o ti pulisci a casa o se no facciamo col metodo giapponese. Veniamo a prendere i tronchi e dopo non piangere, perché uomini e donne avvisati, mezzi salvati. Sindaci che comunque saranno al fianco del governatore nella veste di commissario all'emergenza montagne. Credo fermamente che i soggetti attuatori che sono il punto di riferimento di questa gestione commissaria siano i sindaci. Anche per questo incarico però il Presidente è stato molto chiaro. Nessuno ha la bacchetta magica da spostare quei tronchi. Se qualcuno pensa di salire in squadra per fare polemica o pensare di farsi la campagna elettorale, ci penso io a rilanciarlo fuori dalla squadra. Mi ci metto un attimo, gli tolgo la gestione commissariale, gli tolgo il soggetto attuatore e dirò anche perché. Ma il vero avvertimento il governatore l'ha lanciato ai furbetti del disastro, annunciando i dati finali calcolati superiori al 1 miliardo di euro. L'importante è che le dichiarazioni siano controllate, che verificate bene, perché io poi le passo alla Guardia di Finanza come ho sempre fatto e ogni tanto qualcuno lo becco. C'è gente che si approfitta su queste robe, io non ne voglio. Quindi datemi una mano, perché quello che arriva con la macchina dice che deve finire sotto l'alluvione e tutti i paesi sapevano che era uno che era una macchina smasocchiata da sassi da anni, quello va, ce ne puniamo uno per educarne tanti. E anche di montagna e dei fondi ovviamente che si aspettano tutti i veneti da Roma per la montagna, ma non solo, ha parlato in una lunga intervista esclusiva che vi proporremo questa sera a Ring dalle 21:15 il vice premier Luigi Di Maio, che ha parlato in questa lunga intervista anche di manovra, rapporto burrascoso con gli imprenditori, ha parlato dei rifiuti, ha parlato del rapporto con i giornalisti, insomma una lunga intervista esclusiva nei nostri studi. Sentiamo però quando si è soffermato, un breve estratto proprio sulla montagna. Faremo 3 cose. La prima, nella legge di bilancio ci saranno oltre 2 miliardi di euro per il dissesto idrogeologico. Quindi significa che potremo fare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, perché crollando più di 10 milioni di alberi abbiamo un problema di mettere in sicurezza il territorio per evitare smottamenti. E secondo,
faremo una modifica nella legge di bilancio che consentirà alle imprese colpite dal maltempo di avere subito i risarcimenti e non col credito d'imposta, quindi non ammortizzandolo sugli anni, e lo stiamo facendo. E la terza cosa importante è un piano nazionale di prevenzione dal rischio idrogeologico. È possibile tarare una tempistica e una quantità di risorse che possono essere messe a disposizione di queste aziende e delle popolazioni colpite? Beh, sicuramente la richiesta di fabbisogno a noi non viene solo dal Veneto, ci sono circa 16 regioni, siamo arrivati nell'ultimo mese a 16 regioni che hanno chiesto lo stato di calamità. È evidente che il Veneto è quello più danneggiato in questo momento e oltre ai 2 miliardi sul dissesto idrogeologico abbiamo già 500 milioni appena stanziati nel decreto fiscale e abbiamo altri fondi. La cosa importante della tempistica è come vogliamo erogare quei soldi. L'idea nostra è metterli sul fondo della protezione civile, in modo tale che possa essere fatto tutto direttamente tra protezione civile e il sindaco o il presidente di regione. Saltare dei passaggi? Sì, per saltare dei passaggi che ci evitano dei grandi problemi. Intanto oggi, parlando invece di manovra, i sindacati CGIL, CISL e UIL unitariamente hanno lanciato un attacco al governo proprio sulla manovra, hanno anche bacchettato lo stesso Di Maio. Che come Ministro dello Sviluppo vada a incontrare un'azienda come Contarina va bene, come Ministro del Lavoro, visto che è il doppio incarico, forse è il caso che venga a capire cosa vuol dire il sindacato di una forte rappresentanza, mi riferisco a CGIL e CISL UIL trevigiane, che probabilmente hanno qualcosa da dire anche sotto il profilo delle relazioni industriali. È solo la prima frecciata dei sindacati trevigiani nei confronti di ministri e governo. Sotto esame la manovra finanziaria, discussa oggi pomeriggio dai delegati delle diverse aziende della Marca riuniti a Paese. Quali sono le cose che interessano di più e interessano di meno delle promesse fatte da questo governo ai nostri lavoratori? Allora, da una parte quello che entusiasma meno è sicuramente il reddito di cittadinanza, soprattutto da queste parti, perché comunque il timore è che le risorse poi vadano a incidere su quelle che sono le risorse previdenziali dell'INPS. Dall'altra invece non tanto la quota 100 quanto la possibilità di riformare un po' la legge Fornero e di rivederla nei termini di aspettativa di vita che attualmente sono molto lunghi. Un governo che non potrà rimanere indifferente alle richieste di questi territori, ad iniziare proprio dal rapporto con l'Europa. Proprio da qui devono partire anche delle strade innovative per essere più forti e considerati più forti. Come ricordo in Veneto il primo semestre di quest'anno il 60% delle produzioni export riguardavano i paesi dell'Europa e quindi dobbiamo stare dentro l'Europa con imprese più competitive e più forti. Insomma, lavoratori critici col governo, fatto da partiti che però hanno votato. Si sentono rappresentati politicamente da un soggetto di centrodestra, ma nei luoghi di lavoro si sentono ben rappresentati e sentono di essere tutelati da CGIL e CISL UIL. È un tema che ci interroga quotidianamente, ma secondo me dovrebbe anche interrogare un po' la politica stessa, tutta la politica, anche quella di centrosinistra. Ed ora la cronaca e lo shock a Cordignano per la morte dell'assessore comunale ai lavori pubblici che è morto in un incidente mentre svolgeva una battuta di caccia sulle montagne bellunesi. Ovviamente la comunità sconvolta a partire dal sindaco. Credo che il vuoto più grande lo lasci proprio perché viene a mancare l'uomo per le sue qualità di persona generosa, impegnata, altruista. Così il sindaco di Cordignano, Alessandro Bizza, ricorda il suo assessore ai lavori pubblici, Remo Salattin, morto ieri sulle montagne bellunesi durante una battuta di caccia. La notizia dell'improvvisa scomparsa di Salattin ha gettato nello sconforto l'intera comunità, dove il 55enne imprenditore nel settore vitivinicolo era molto conosciuto per il suo impegno nel mondo del volontariato e in quello politico. In consiglio comunale dagli anni 90, Salattin aveva ricoperto ruoli anche nella comunità montana e nelle associazioni di categoria, distinguendosi sempre per il suo impegno e la sua umanità. Una persona che lascia un vuoto incolmabile, non sono parole di circostanza, ma sono parole sentite per il grande impegno che Remo Salattin ha sempre
dimostrato per gli innumerevoli incarichi che ha avuto. Salattin ieri mattina stava facendo ritorno da una parete rocciosa a 1000 metri d'altezza sul Venal di Montanes, quando è scomparso alla vista dell'amico che era con lui e che preoccupato ha lanciato l'allarme. Immediatamente si è alzato in volo un elicottero del Suom di Pieve di Cadore che in ricognizione ha visto il corpo senza vita di Salattin caduto per una cinquantina di metri tra le rocce. Si attende nelle prossime ore nulla osta per i funerali che potrebbero svolgersi mercoledì o giovedì. Salattin lascia la moglie e 2 figlie, una ventenne che lavora nell'azienda di famiglia e una che studia ancora alle scuole superiori. Già pronta per il giorno delle esequie l'ordinanza di lutto cittadino. Nessuno potrà mai cancellare dai nostri cuori il ricordo di Remo, dice il sindaco Biz, che poi aggiunge. Credo sicuramente che come amministrazione lo ricorderemo, non so ancora come e in che modo, ma sarà sicuramente ricordato. Sopralluogo stamane in alcuni esponenti del Partito Democratico alla cava Campagnole di Padernello di Paese, un caso che oltre sul tavolo dei magistrati sarà discusso anche a Roma in commissione parlamentare sugli illeciti dei rifiuti. Ho già chiesto alla commissione che si è costituita 10 giorni fa, la commissione parlamentare d'inchiesta bicamerale, di analizzare in via prioritaria esattamente questo caso. Dopo la Procura di Venezia, il caso Cava Campagnole finisce anche a Roma, come primo esempio di un tema ancora molto delicato, non solo per la Marca, ma per tutto il Veneto. E a partire da questo caso rivedere tutta la questione del Veneto, perché certamente a livello nazionale, come dicevo prima, la gestione dei rifiuti, e oggi stiamo parlando dei rifiuti speciali, è una questione che riguarda in maniera molto forte e determinante il nord, dalla Lombardia al Veneto, e vede epicentri pericolosi e anche diffusione di criminalità che attorno a queste questioni qua ci sta facendo un sacco di quattrini. 200.000 le tonnellate di rifiuti pericolosi che sarebbero depositate all'interno. Un'illegalità che parte proprio dal sito, in quanto ancora aperto per attività estrattiva e non per deposito, mentre la magistratura sta indagando ulteriormente sulla destinazione finale di questi materiali. Le indagini fatte dalla Procura distrettuale antimafia hanno portato alla luce più volte in Veneto il sistema che prevede la diluizione di terre e rocce da scavo con rifiuti tossico-nocivi, rifiuti pericolosi, che una volta mescolati abbassano le concentrazioni degli inquinanti e addirittura vengono immessi nel mercato come materia prima per i sottofondi stradali. Un caso che verrà discusso nuovamente domani in Regione. Domani proporrò degli emendamenti che prevedono un piano straordinario di controllo di queste attività, che prevedono fondi per le bonifiche, che prevedono un aumento della capacità da parte della Regione, anche tramite ARPA, di effettuare dei controlli, perché dobbiamo prevenirle queste cose. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso, per parlare dei Vigili del Fuoco, la vigilia della festa della loro patrona Santa Barbara, il bilancio di un anno di attività, come sempre un anno molto intenso. Un anno sicuramente impegnativo il 2018 per i Vigili del Fuoco di Treviso. Sono stati ben 5.852 gli interventi di soccorso, ovvero 16 al giorno, ma numerose sono state anche le squadre impiegate in disastri avvenuti in varie parti d'Italia. Fra queste ultime ricordiamo l'esplosione dell'autocisterna di GPL sul raccordo dell'autostrada a Bologna lo scorso 6 agosto, lo stesso mese la tragedia sul ponte Morandi a Genova. Significativo il numero degli interventi legati al maltempo, 753. Ricordiamo il disastro di fine ottobre con l'esondazione del fiume Piave e l'emergenza nel Bellunese, che ha visto impegnati per diversi giorni 66 unità del comando di Treviso nel territorio devastato dall'uragano. Vigili del fuoco in prima linea per lo spegnimento degli incendi con oltre 1000 uscite, fra queste il rogo alla verniciatura a Finver a Motta di Livenza e lo scorso gennaio le fiamme scoppiate nell'azienda Resepio X. Da sottolineare però che il numero maggiore di interventi sono stati gli incendi soprattutto nelle abitazioni, 510. Prezioso il contributo dei Vigili del Fuoco per il soccorso a persone e aperture porte con 1214 uscite e per gli incidenti stradali che raggiungono quota 608. Domani sarà una giornata importante perché Treviso festeggia Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, alla presenza delle massime autorità provinciali. Al termine delle celebrazioni nel Duomo verranno consegnati gli elogi per i Vigili del Fuoco che si sono distinti in attività di soccorso e protezione civile.
E tra i tanti interventi dei Vigili del Fuoco anche quello di ieri, intorno alle 15:30, in centro a Treviso, lungo l'area pedonale del Cal Maggiore, per la caduta di alcune tegole da uno dei palazzi, attimi ovviamente di paura. Fortunatamente nessuno dei passanti è rimasto ferito, immediato l'intervento quindi dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza subito la zona. Adesso parliamo dei presepi perché torna la nostra rubrica, la rubrica di Antenna 3 sulle vostre creazioni, il vostro presepe. E allora inviateci come sempre, come ogni anno, le vostre immagini oppure segnalateci le vostre creazioni e in questo caso le nostre telecamere verranno nelle vostre case per poterli riprendere. Allora avete visto, rimettiamo scusate il cartello in onda e questi sono i contatti, redazione@antena3.it per segnalarlo, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure se volete inviare anche dei video e delle foto, quello è il numero di WhatsApp, dunque il tuo presepe per poterci raccontare insieme le vostre creazioni della tradizione. Adesso a Silea per parlare di disabilità nella giornata mondiale sulla disabilità ne hanno parlato i ragazzi delle scuole. Insieme si può superare ogni cosa ed oggi nella scuola di Silea grandi e piccini uniti hanno voluto dimostrare che basta la volontà per migliorare le cose e contribuire a un obiettivo comune. Lo hanno fatto attraverso le testimonianze, i balli, i canti, raccontando delle storie. Padroneggiare una comunicazione vera e significativa sia il modo per arrivare all'inclusione, per arrivare alla soluzione dei conflitti, per arrivare lontano, lontano alla pace. Ecco. Abbiamo voluto creare un'immagine della disabilità attraverso un albero che ha delle buone radici, un cuore grande, pieno di desideri e pulsazioni di vita. Tanta la gente che ha voluto essere presente in questa giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Il nostro istituto, tra gli aspetti che ne descrivono l'identità, ha l'inclusione, dove per inclusione non si intende solo l'inclusione delle persone con disabilità, ma è una attenzione al considerare tutte le persone con bisogni speciali e con bisogni personali. Presenti anche i membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in prima fila il sindaco. Non è da tutti i giorni avere questo incarico e bisogna prenderlo con coscienza e consapevolezza che comunque sia un impatto nel territorio. Queste giornate invece per te che importanza hanno? In passato la disabilità veniva vista come una cosa orrenda, mentre in questi tempi stiamo cercando, ci stiamo anche riuscendo, di integrare di più le persone affette da disabilità e non farle sentire così tanto diverse. Grazie a queste manifestazioni ci avviciniamo di più alle persone disabili e possiamo anche promuovere una loro integrazione all'interno della società migliore. Siamo tutti uguali, non bisogna avere questo punto di differenza fra noi e gli altri. La legge di bilancio 2019 sotto i riflettori di 2010 fra pochissimo, ne parleremo con Cinzia Bonanna, segretario generale CISL Belluno Treviso, e Massimiliano Paglini, segretario generale First CISL Belluno Treviso. E poi dalle 21:15, come ogni lunedì, Ring. Tanti temi sotto i riflettori con Ferdinando Varino e i suoi ospiti che sono Elena Donazzana, assessore al lavoro e anche all'istruzione del Veneto, della Regione Veneto, Antonio Bressa del PD, assessore al commercio di Padova, Paolo Armenio, Confindustria Venezia Rovigo e il senatore Giampaolo Vallardi della Lega. Alle 22:30 l'intervista esclusiva, la lunga intervista esclusiva con il vice premier Luigi Di Maio, di cui avete visto soltanto un estratto nel corso del nostro telegiornale. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, bel tempo dunque sul Triveneto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e decisamente soleggiato, un po' su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Possibili locali foschie al mattino, spesso persistenti.
Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti il cielo risulterà più coperto al mattino ma senza precipitazioni. Ampiamente soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 3 e 7 gradi. Massime oscillanti invece tra 10 e 13 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche foschia nella prima parte della giornata sui settori di confine. Ampio soleggiamento altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 6 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.